Nina Ritardina ha preso fuoco. Non poteva finire che così anche quest'anno, la vece di mezza Quaresima a Ponte Dante. In fiamme Nina Ritardina in piazza Leonardo, che da sola ha concentrato un anno di storie magagne trevigiane. 51 anni sono passati dalla prima edizione del dopoguerra e certi problemi sembrano ripetersi all'infinito, come i tre giudici, simbolo del popolo trevigiano che nell'idea del conte Tita Rinaldi almeno una volta all'anno può liberamente ironizzare su chi lo governa. Quest'anno con una punzecchiatura in più, quella a Fondazione Cassamarca e al patron De Poli. Col presidente che continua a mangiarsi i schei e se vede dove che li mette, se va a pesarsi che vuole una bassacuna. Così anche ieri sera sono arrivate le punzecchiature al sindaco e alla giunta, con particolare attenzione ad un assessore. E sotto passo di Sant'Angelo è sempre peso, quei che sta i gai zebedei gionfi e per fin impossibile a colpa se sempre de che altri mai de aveccia, mi non me ne intendo de politica, ma sul me piccolo credo che quei che sono responsabili dei lavori pubblici dovrebbero tirarsi su le mani e cambiare mestiere. E Aveccia Tase anzi li protegge, ma tu capisci? Ma dai, sta buon Conte, sta buon. Guarda che stavolta Aveccia si è intervenuta sul serio, mettendo che vicino a quei dei lavori pubblici ciapai in drio un aiuto per spese arrivanti. Inevitabili poi i riferimenti alle tante vicende cittadine. È il muro del pianto Santa Bona, tutti che ne parla, neanche che fosse il problema più grande di Treviso. Dopo che sei pittori, spotaccioni, coi bomboette, rovina i monumenti, i muri delle case e qui dei cese e anche i treni, come fai da dentro per la stazione. E dopo si dichiara artisti. Aveccia dovrebbe ciapparli e mettere a bomboetta del colore dove che penso mi. Infine inevitabile il riferimento al nome e alla piazza infinita. Che sta pitocca e appicata a Sedrio Mandarre Mengo tutti gli esercenti di piazza Santa Maria dei Sbattuti, anticamente chiamata San Leonardo, serando è poco prima di Nadal, proprio in quel momento che il mercato tira e tirando de ongo i lavori e facendo quasi morire de fame i bottegheri e dando da mangiar polvere ai poveri abitanti. E alla fine anche un riferimento a Mirella Tuzzato e al Banco Solidale di Rete Veneta. 2-3 vasetti di Minio Rosso che govan sa, spero che vada a Mirea Tuzzato, perché possa sempre mantenere vivi i suoi cavei e a sua voglia di far del bene.